Allora, siamo qua con Marcello dei Forconi, o ex dei Forconi, ora ce lo spiegherà lui com'è la situazione, al Cippo di Canepa. Stiamo commemorando l'anniversario della strage qua di Murazzurutto. Abbiamo una rappresentanza dei Forconi e c'è qua Marcello che ci parlerà di questa storia dei Forconi, come è andata a finire. Ma intanto io sono il presidente del movimento dei Forconi, regolarmente costituito con atto notarile, e quindi abbiamo a tutti gli effetti sia il simbolo che il nome del movimento, e in nome del movimento stiamo facendo una battaglia a livello nazionale per smuovere le coscienze dei cittadini italiani contro una casta politica che ci ha portato alla distruzione. In particolar modo in Sicilia, dove i riflessi sono maggiori e dove i presupposti per una rivolta sono maggiori rispetto al resto dell'Italia. Ma cosa ha fatto scatenare il conflitto tra voi e i Forconi? Qual è stato il problema che ha fatto scatenare tutto? È stato un equivoco oppure effettivamente c'erano delle motivazioni politiche? Ma secondo me quello, neanche io riesco a spiegarmi quello che è successo nella testa di Ferro ed altri che hanno pensato in un momento particolare della rivolta del 20 di gennaio a farmi una espulsione da un movimento che io avevo costituito assieme a Ferro e a Scarlata, e che quindi non c'erano neanche i presupposti giuridici per una espulsione. Io penso che la presa di posizione di Ferro ed altri sia stata dovuta al fatto sono stati criminalizzati dal fatto che in quell'occasione, attorno al 20 di gennaio, quando ci sono state quelle manifestazioni, io credo che la mia presenza anche nell'istituzione, ma soprattutto tra i media, nelle interviste, ha suscitato, diciamo, da parte loro una certa gelosia che era portata a prendere questa decisione, secondo me molto affrettata, e per la quale il soggetto non si è mai contrapposto. Di essere infiltrati dai partiti di destra, e quindi era un momento particolare. Ma vede, assolutamente no, perché io sono nato socialista e morirò socialista, e in quelle battaglie che noi stavamo per fare, praticamente nei nostri presidi a Palermo avevamo ragazzi dei centri sociali e ragazzi di Forza Nuova che collaboravano alla manifestazione e a portare in alto quello che era il nome della Sicilia, della rivoluzione contro il sistema dei partiti. Ma tu non pensi che assolutamente di destra sono un po' in contraddizione con delle rivendicazioni di operai, contadini, non sono... Ma vedi, per quelle cose che io sento dire da parte di questi di Forza Nuova, cioè loro hanno delle idee e delle proposte che sono rivoluzionarie nell'interesse della collettività. Quando loro parlano di reddito di cittadinanza, io credo che sia un punto focale sia della destra che della sinistra, dei poveri soprattutto, perché chiaramente in questa Italia globalizzata è chiaro che necessita di equilibrare un po' quella che è l'economia. Quindi, ma io non faccio problemi di destra o di sinistra, qua c'è un problema di raccogliere e trovare il tozzo di pane per risolvere le problematiche della gente. La gente è affamata, la famiglia non ha più redditi, i nostri giovani dormono fino a tutto il pomeriggio a casa, non vanno all'esterno. E quindi è una necessità che deve unire sia quelli di centrodestra che di centrosinistra per ribaltare le situazioni. E quindi adesso com'è la situazione fra di voi? Ma adesso c'è un avvicinamento tra me e Ferro, abbiamo fatto delle riunioni per unificare, diciamo, le forze e per presentarsi all'elezione regionale. Anche lì ci sono state delle discordanze perché diciamo chi nel mio gruppo ha da sempre detto che dopo lo sciopero si doveva passare a un'azione di fatto dal punto di vista politico, cosa che Ferro non ha mai caldeggiato, perché noi pensavamo che le elezioni comunali potevano essere il momento, diciamo, importante per portare uomini nostri nelle istituzioni. Oggi la situazione è cambiata perché anche Ferro e Scarlata pensano che bisogna affrontare le elezioni regionali, noi siamo d'accordo ad affrontare le elezioni regionali e quindi l'incontro è stato fatto proprio per riunificare le forze e per individuare una persona presidente della regione
che possa rappresentare tutti i siciliani. È chiaro, in questa logica io credo Chi che... vorrebbe essere questa figura? Ma non ne abbiamo parlato, io credo che in questa logica i siciliani, tutti coloro che si sono resi indipendentisti, sicilianisti, autonomisti, io credo che devono concorrere a questo grande progetto per dare la possibilità alla Sicilia di rendersi autonoma dal punto di vista economico, quindi la possibilità anche di trovare un'economia molto più fertile per i siciliani stessi, di parlare di una moneta alternativa per dare sviluppo a questa Sicilia, di ridurre i costi che sono quelli del carburante, cioè noi non possiamo pagare il carburante, il gasolio non più caro di 70 centesimi al litro per essere competitivi in tutta l'Europa, una sovranità alimentare dove dalla Sicilia si produca tutto il cibo, tutta l'alimentazione per quest'isola, per questi 6 milioni di cittadini ed esportare l'alimentazione all'esterno. Noi dobbiamo fare una grande lotta contro la grande distribuzione che è figlia della globalizzazione e che ci fa importare tutti i prodotti alimentari dall'estero che fra l'altro non sono mai controllabili dal punto di vista igienico e dal punto di vista di utilizzo di anticrittogamici e sostanze nocive per la nostra salute, e poi anche parlare di una sovranità militare, perché la Sicilia che è la culla della civiltà, la Sicilia è uno Stato è una regione, una parte di terra che è conosciuta in tutto il mondo, dove si sono sviluppate tutte le attività culturali, dove c'è il centro della cultura mondiale, tutti i popoli sono passati dalla Sicilia e non si capisce come mai questa Sicilia deve essere occupata dai paesi esteri, da paesi, da stati che sono in loco con armamenti sofisticati per il controllo di tutto il Mediterraneo. Io credo che la Sicilia deve avere un supporto, deve avere una propria politica militare molto importante per dare soddisfazione soprattutto anche a questo popolo siciliano che da sempre è stato costretto a soccombere contro gli stati più forti del mondo. Va bene, grazie Marcello. Grazie a te. Io